È giovedì 10 ottobre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E da Emanuela Corsi, buongiorno. Fra poco torneremo da Emanuela allora per leggere i quotidiani regionali intanto, poi più avanti quelli nazionali. Ma intanto cominciamo con i fatti più importanti. Un'operazione della squadra mobile di Catania ha portato all'arresto del vice sindaco di Itala nel messinese, Carmen Palo. A lui sono contestati i favori in carcere. Al figlio di un boss di Picanello è stato sequestrato anche il caffè Etna. Sentiamo il servizio. È stato arrestato mentre si trovava ad Assisi, dove Carmen Palo, assistente capo di polizia penitenziaria, attualmente in servizio al carcere di Giarre, vice sindaco del comune di Itala, era uno dei 200 amministratori locali della regione per l'offerta dell'olio per alimentare la lampada sulla tomba di San Francesco. A disporre il provvedimento restrittivo di custodia cautelare è stato il GIP di Catania. A Palo sarebbero contestati episodi di corruzione. Avrebbe agevolato un detenuto, Antonio Di Grazia, 43 anni, figlio di Orazio, indicato come il responsabile della famiglia Laudani nel rione Picanello. Palo avrebbe fornito a Di Grazia informazioni riservate, ritardato l'inserimento nelle banche dati di un rapporto disciplinare a suo carico per evitare conseguenze sull'imminente rilascio di un permesso e avrebbe omesso di segnalare il possesso da parte del detenuto di un telefono cellulare e poi lo avrebbe informato su imminenti perquisizioni delle celle, consentendogli di utilizzare illegalmente il telefono dell'ufficio matricola. In cambio di questi favori, secondo l'accusa Di Grazia, sfruttando l'interesse di Palo per le scommesse, gli avrebbe fornito notizie sugli incontri di calcio di serie minori che a suo dire sarebbero stati truccati e gli prometteva il pagamento degli importi per sostenere le stesse scommesse. Riscontrato un atteggiamento che secondo la procura era di totale asservimento della funzione pubblica esercitata da Palo agli interessi personali e privati di Di Grazia, tanto che quest'ultimo ha prefigurato all'agente, una volta conclusa la detenzione, possibili affari illeciti in comune. Nell'ambito dell'operazione è stato sequestrato il notissimo bar catanese Caffè Etna, intestato a soggetti di comodo per eludere le misure di prevenzione. Andiamo allora da Emanuela per vedere stamattina i quotidiani come vanno ad approfondire questa notizia. Andiamo sulla Sicilia, Angelo, vediamo appunto nella nazionale l'ex vice sindaco agevolava il figlio del reggente del clan Laudani, il patto tra l'agente penitenziario e il detenuto. La squadra mobile ha sequestrato appunto l'Etna Bar. Le indagini hanno evidenziato una serie di comportamenti sospetti da parte della guardia carceraria ed ex vice sindaco appunto di Itala, come dicevamo Carmelo Palo, che avrebbe fornito favorito il detenuto fornendo informazioni riservate da banche dati in uso esclusivo alle forze di polizia. Ricordiamo che il detenuto appunto è Antonio Di Grazia di 43 anni, anche lui destinatario dell'ordinanza cautelare in carcere. Bene, adesso invece ci occupiamo di sicurezza sulle strade, perché nella mattinata di ieri ce ne siamo occupati a lungo. C'è stato un ennesimo incidente stradale, anche questa volta ahimè mortale, sulla A18. Ha perso la vita un giovane di 20 anni, ci sono anche 4 feriti e vediamo e sentiamo ancora i particolari. Doveva essere una giornata di lavoro come tante, invece è finita in tragedia. Era diretta al mercato di Santa Teresa Riva la famiglia di venditori ambulanti di Piedimonte e Tenneo, rimasta coinvolta questa mattina alle 6:20 in un incidente stradale sull'autostrada A18 Messina-Catania, all'altezza di Fiumefreddo. Al volante di un camioncino carico di cassette di frutta e verdura si trovava Giovanni Urzì, con lui la moglie Nella e il figlio Matteo. Improvvisamente, per ragioni ancora da accertare, il mezzo è finito contro il guardrail e si è ribaltato. Nel violento impatto ha perso la vita Matteo, che avrebbe compiuto 20 anni tra poco. È rimasto schiacciato, per lui inutili soccorsi. Pochi istanti dopo è sopraggiunto un furgone doblò che si è trovato in mezzo davanti e non è riuscito ad evitarlo. Gravi le condizioni dei genitori. Nell'incidente la madre si è fratturata le gambe ed è stata trasferita all'ospedale Papardo di Messina per essere operata. Il padre e 2 passeggeri del doblò, rimasti feriti in maniera più lieve, sono ricoverati all'ospedale di Taormina. E immaginiamo che su questa vicenda ancora una volta si punta l'attenzione
sui troppi intanto incidenti e sulla forse scarsa sicurezza dell'autostrada. Sulla A18 sì, assolutamente. Allora vediamo la Gazzetta del Sud, un'altra tragedia sull'autostrada, muore un giovane, feriti i genitori, dicevamo l'incidente sulla A18 all'altezza dello svincolo di Fiumefreddo di Sicilia. L'autocarro sul quale viaggiavano si è ribaltato ed è stato centrato da una Fiat Doblò. Matteo Urzì, 19 anni, non ha avuto scampo. La famiglia si stava recando a Santa Teresa di Riva per il mercato quindicinale. Qui vediamo appunto l'impatto, l'autocarro che si è appunto ribaltato con l'auto, il Fiat Doblò che appunto è andato a sbattere, poi appunto il ragazzo che ha perso la vita a soli 19 anni. Andiamo anche sulla pagina della Sicilia e vediamo la vita di Matteo spezzata in autostrada mentre andava a lavoro, era con i genitori diretto appunto al mercato di Santa Teresa di Riva quando il furgone si è schiantato sul guardrail. Anche qui vediamo una foto della giovane. Grazie Emanuela. A proposito sempre di sicurezza stradale, sono stati attivati a Catania gli autovelox, ma già da qualche tempo erano attivi anche i semafori che rilevano non solo l'alta velocità lungo la circonvallazione, ma anche all'altezza degli attraversamenti pedonali, le infrazioni, proprio il passaggio con il rosso. La multa, ricordiamo, con gli autovelox sulla circonvallazione di Catania scatta se si superano i 50 km orari e sentiamo il servizio. Giro di vite per gli automobilisti che non rispettano il codice della strada, sfrecciando a velocità e che mettono a rischio la vita di pedoni e altri automobilisti. Attivati a Catania gli autovelox, installati già da tempo lungo la circonvallazione. Finita la fase sperimentale, adesso gli impianti omologati per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità consentita entrano in funzione. A decidere la loro attivazione il sindaco Enrico Trantino, che ha anticipato la notizia a Sicilia 24 Focus. Abbiamo messo gli autovelox, peraltro gli autovelox sono attivi praticamente da oggi. Gli autovelox attivati si trovano nei viali Lorenzo Bolano, Andrea Doria e Ulisse. Lungo questo asse viario non si possono superare i 50 km orari. Con la stessa delibera la Giunta ha anche disposto la completa attivazione dei semafori TX Speed per rilevare eventuali trasgressori. La multa scatta se si passa con il rosso. Questi semafori si trovano in diversi passaggi pedonali della circonvallazione e alla fermata bus Fontana Nord 1. Emanuele, immagino che il tema sarà piuttosto sentito questa mattina. Ricordiamo domenica c'è stato un altro grave incidente, una studentessa irlandese lotta davvero per la vita, ricoverata al San Marco di Catania a causa di un altro incidente, dopo quello di Chiara Adorno, che però perse la vita esattamente un anno fa proprio sulla stessa arteria. Sì, infatti l'ultimo incidente sicuramente ha significato qualcosa, cioè fare presto sulla circonvallazione, quindi attivati appunto gli autovelox, attenti alla velocità. Già entrato in vigore il piano del comune nei giorni in cui tiene banco appunto la questione della sicurezza, limite fissato a 50 km orari, i punti come abbiamo sentito nel servizio dove ci sono gli autovelox e i semafori intelligenti sono lungo il viale Lorenzo Bolano, viale Andrea Doria e viale Ulisse. L'amministrazione raccomanda agli utenti di attenersi scrupolosamente al rispetto delle regole del codice della strada e osservare con massima attenzione la segnaletica orizzontale e verticale. Aggiungiamo anche che sulla stessa circonvallazione presto verranno attivati altri 3 semafori proprio intelligenti, chiamati così, esattamente in altri punti della circonvallazione. Adesso la crisi idrica, in Sicilia l'acqua continua a scarseggiare, in alcuni casi praticamente manca ormai da tempo, non piove, gli invasi sono a secco. Ad Agrigento prosegue la protesta proprio anche davanti alla sede del Palazzo di Città. I cittadini dunque sono esasperati.
La Sicilia rischia di esaurire le risorse idriche in inverno. Legambiente lancia l'allarme. A settembre la situazione è peggiorata drasticamente, prosciugando i residui sopravvissuti all'estate rovente. Ampia parte degli invasi è quasi a secco. La pioggia è una speranza, ma al momento è ancora un miraggio. E, come se non bastasse, preoccupano le ingenti dispersioni dalle condotte fatiscenti ovunque con percentuali oltre il 50%. Secondo i dati di Legambiente su base Istat ad Agrigento si riscontra la percentuale maggiore di acqua sprecata in strada, come documentato anche da queste immagini. Centinaia di metri cubi si perdono tra i terreni e l'asfalto di Fontanelle a causa di una condotta idrica vecchia e danneggiata. Nel frattempo prosegue la protesta dei cittadini in piazza Pirandello innanzi al municipio. Non è cambiato nulla, si cercano pozzi, la regione parla di dissalatori mobili, parlano di tutto, ma da aprile che siamo senza acqua, ci sono case e vie di Agrigento che arriva l'acqua dopo 30 giorni. A me mi interessa l'acqua perché ci devo dire a mio figlio, aspetta, non ti lavare ora, lavati più tardi oppure domani che arriva l'acqua. A mia moglie dire ci sta arrivando l'acqua vinni. Ieri, martedì, ho detto, cominciamo a lavare tutte cose perché questa è la realtà purtroppo di Agrigento. Siamo rimasti di nuovo senza acqua, come stavo dicendo poco fa, e siamo qua. Speriamo che possa diminuire questa turnazione, perché noi abbiamo sofferto da aprile a settembre 5 mesi senza acqua. A peggiorare la situazione, il sindaco di Agrigento Miccichè ha disposto la sospensione dell'erogazione idrica a San Leone dopo il riscontro dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento di parametri non conformi. E allora, Emanuela, è una crisi senza fine, una situazione davvero drammatica. Sì, parleremo anche di crisi idrica tra le notizie insomma, che vi facciamo vedere sulle prime pagine di oggi. Intanto partiamo da Repubblica Palermo, si torna a parlare delle quote rosa in Sicilia e quindi vediamo più donne nelle giunte, intesa all'Ars, il PD contro il DDL che limita la presenza di genere e parla di medioevo. Dietro fronte in assemblea martedì ci sarà di nuovo il voto. Ricordiamo la polemica è legata a questa scelta a questa norma che fissa al 20% la percentuale appunto femminile di donne nelle giunte. Ricordiamo che la normativa italiana però prevede quella nazionale il 40%, quindi diciamo da qui la polemica. I renziani rinnegano Italia Viva. La svolta da farsa della crisi al comune. Forza Italia dice finalmente si farà chiarezza. La galla per ora però non cambia la giunta, ma vede Lombardo e Miccichè, questo sul fronte della politica regionale ma soprattutto della città di Palermo. Il caso, restiamo qui e vediamo 200.000 senza un impiego, la nuova formazione finisce in un flop. E poi il mistero dell'introvabile diploma francese del direttore dell'orchestra sinfonica. Andiamo a vedere alcune notizie all'interno. Intanto arriva la biura dei renziani, finale, farsa per la crisi al comune. L'assessore Salvatore Orlando e il capogruppo Chinnici dicono che il loro sostegno all'amministrazione non è legato a Italia Viva. Si placa l'ira di Schifani, Forza Italia, finalmente chiarezza. La galla per ora non cambierà, la squadra però, come abbiamo visto in prima pagina, vedrà Lombardo e anche Miccichè. Il sindaco dice ora massima collaborazione con il governo regionale. Insomma, diciamo che cosa è accaduto nelle ultime ore, negli ultimi giorni, forse l'episodio clou è stata la manifestazione contro la crisi idrica con Faraone, appunto deputato di Italia Viva, che ha puntato il dito contro Schifani e quindi da lì insomma si è parlata di scelta di estromettere Italia Viva proprio dalla giunta di La Galla e questo è quello invece che è successo nelle ultime ore. Poi andiamo a vedere le donne nelle giunte, più donne nelle giunte, l'Ars che trova l'accordo sull'alternanza di genere. Il dietrofront in commissione
commissione, dopo le polemiche, si va verso il recepimento della norma appunto nazionale. Martedì l'Aula e il sit-in. Restiamo sempre su Repubblica Palermo con questo caso di 200.000 che restano senza lavoro perché la nuova formazione si risolve in un flop. Il progetto GOL, varato per superare il reddito di cittadinanza, non avrebbe portato alcuna occupazione e c'è chi ha perso pure il sussidio. Cosa accade? I corsi sono partiti in ritardo e l'assessore Turano dice stiamo recuperando il tempo perduto. Poi lo sport, Angelo, il Palermo, Henry o Brunori, cambia poco, il Palermo segna col conta gocce. Parla Cecconi, l'attaccante rosanero anni 90, che dice bisognerebbe capire perché entrambi gli attaccanti sono in ritardo di forma. E poi ancora Pippo Maniero, attaccante rosanero anno 2000, che dice seguo Matteo, ci sono stagioni che ti permettono di volare, altre invece. Quindi oggi Repubblica Palermo si occupa appunto il tema eterno, tema degli attaccanti. Gli attaccanti quando non segnano vanno in profonda crisi, allora capiamo bene in questo momento Brunori è in grande difficoltà in realtà dalla fine dell'anno scorso che Brunori va un po' a corrente alternata, ma soprattutto diciamo, l'estate non è stata facile per lui. Vedremo, speriamo che appunto ci sia una ripresa. Intanto vediamo anche la Serie C, al Catania un punto in meno per l'affare delle fideiussioni. Monta la protesta dei tifosi e qui vediamo nella foto il presidente Pelligra e il suo vice Grella sono stati fermati, inibiti per 45 giorni. Diciamo, per un mese e mezzo non potranno esercitare cariche federali, non potranno rappresentare la società, questa è l'inibizione in sintesi per i dirigenti. Certo questo punto di penalizzazione per il Catania potrebbe rappresentare a lungo andare, speriamo, ci auguriamo di no, un handicap nella corsa verso la vetta. Adesso non siamo, insomma, il Catania non è distantissimo rispetto alle prime della classe, era attaccata praticamente, almeno un punto. Adesso però scivola un pochettino più indietro, però insomma c'è il tempo, siamo appena all'inizio del campionato, indubbiamente è una tegola. Non dico inaspettata perché di questo si discuteva ormai da quasi 2 mesi, però certamente per i tifosi rappresenta, come scrive Alessandro Vagliasindi, il collega Vagliasindi su Repubblica, è anche un problema di orgoglio, fra virgolette, si sono sentiti in qualche modo feriti traditi anche, possiamo dire. Comunque speriamo che la squadra non subisca un contraccolpo per questa scelta. Guarda, il fatto che sia stato un patteggiamento ha evitato forse problemi maggiori. Quindi... Ok. Andiamo a vedere sulla Sicilia, appunto tegola per il Catania, il versamento in ritardo della fideiussione costa al club un punto di penalizzazione. Andiamo a vedere anche le altre notizie, l'inchiesta appunto a Catania di cui parlavamo prima, l'ex vice sindaco di Itala aiutava il rampollo dei Laudani, sigilli allo storico Etna Bar, anche qui la polemica sulle quote rosa negli enti locali, scontro all'assemblea regionale. E poi a proposito di siccità, visto che ne parlavamo nei nostri servizi, caldo e siccità, la produzione dell'olio è ai minimi storici. A patire soprattutto sono l'olio e anche la produzione di vino, diciamo che avranno delle conseguenze anche abbastanza gravi proprio per questa mancanza di acqua. Poi la fotonotizia, un seme di speranza sulle pareti del Tribunale dei minori di Catania, i murales dei ragazzi, differimento della pena per il boss invece che vuole salvare i giovani dalla mafia. Ancora per quanto riguarda la giustizia, Puleio va a Ragusa da procuratore, su Curcio a Catania pendono 3 ricorsi e poi l'incidente sulla A18 appunto dove un giovane di 19 anni ha perso la vita, Matteo, mentre andava ad aiutare i genitori al mercato. Vediamo anche la prima pagina velocemente del Giornale di Sicilia, l'apertura, l'inverno caldo dei concorsi.
dalle 663 assunzioni per occuparsi di fondi europei alle 79 previste negli assessorati regionali. E in arrivo c'è anche una selezione per contratti triennali nei distretti sociosanitari. In pista il primo maxibando nazionale. In tutto i posti al sud sono 2.219, domande su www.impa.gov.it. Entro il 7 novembre ci sarà soltanto una prova scritta. E poi il rimpasto congelato, come abbiamo visto anche su Repubblica. La Galla ottiene una tregua con Forza Italia, la bufera appunto dopo gli attacchi di Italia Viva a Schifani per quanto riguarda la crisi idrica. Ancora legalità e degrado, scoppia un caso a Palermo, esposto del comune, abusivi nella fiera. Andiamo a vedere velocemente anche altre prime pagine che... Anzi, andiamo a vedere dalla Gazzetta del Sud una notizia su Stromboli, su quello che è accaduto, ricorderai, per quanto riguarda la fiction, la famosa fiction che ha causato un incendio e poi sappiamo bene tutti i disastri che ne sono conseguiti. Stromboli no al patteggiamento, pena irrisoria e danni devastanti. Il GUP di Barcellona si oppone alla pena concordata chiesta da 2 imputati. Il rogo si sviluppò sul set della fiction sempre al tuo fianco e sui risarcimenti il giudice puntualizza che 800.000 euro non bastano, perché non ci fu soltanto il problema del rogo ma poi delle piogge e quindi immagini che abbiamo proposto devastanti di fango che è finito appunto sulle case degli strombolani. Grazie Emanuela. Allora, come ogni mattina a quest'ora attiviamo i nostri collegamenti e il nostro collegamento con la Polstrada del compartimento della Sicilia orientale. Questa mattina andiamo a Siracusa e siamo proprio sul territorio, siamo in strada con il vicequestore, il dottore Giovanni Martino. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, vediamo insieme la situazione della viabilità sulle strade della Sicilia orientale. Anzitutto registriamo ormai le solite code e rallentamenti in tangenziali di Catania tra gli svincoli di Paese Tnei e San Giorgio a causa sia dell'intenso traffico dovuto all'orario di punta e sia alla presenza di un cantiere all'altezza dello svincolo di San Giorgio. Poi registriamo altri rallentamenti sulla diramazione che dalla tangenziale di Catania porta a Catania Centro, dovuti anch'essi alla presenza di traffico intenso a causa dell'orario di punta. Sull'autostrada A20, quindi da Messina a Palermo, permane la chiusura della galleria Calavà, quindi questo comporta uno scambio di carreggiata per cui si invitano gli utenti a prestare la massima attenzione a causa proprio di questo scambio che comporta il passare dall'altra parte dell'autostrada. Ancora sull'autostrada A19 da Palermo Catania permane la chiusura dello svincolo di Enna, per cui coloro che da Catania volessero entrare ad Enna dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo di Murinello o ancora prima al Dittaino, mentre nessun problema per coloro che da Palermo volessero entrare ad Enna, che potranno fruire tranquillamente dello svincolo autostradale. Per quanto riguarda invece la viabilità sulle strade statali principali del compartimento, non rileviamo alcuna criticità. Io mi sento a questo punto però di offrire un consiglio operativo a coloro i quali dovessero malauguratamente avere un problema con l'auto in autostrada e dovessero fermarsi in corsia di emergenza. In questi casi, per la massima sicurezza, è bene scendere dal veicolo, non rimanere all'interno del veicolo, nell'attesa che arrivino i soccorsi, portarsi avanti una decina di metri e, se possibile, scavalcare addirittura il guardrail. Questo perché purtroppo l'esperienza e la casistica ci riportano episodi in cui chi viene da dietro, per distrazione per lo più, impatta violentemente contro l'auto ferma in corsia di emergenza. Quindi mi raccomando, attenzione e prudenza sempre. Dal compartimento di Sicilia orientale è tutto, buona giornata e buon viaggio. Grazie per questo importante contributo e intanto anche per i consigli preziosi che ogni mattina ci arrivano dalla Polstrada del compartimento della Sicilia orientale. Questa mattina collegati con Siracusa avete visto proprio il dottore Giovanni Martino, che è il vicequestore per l'appunto. Adesso noi ci fermiamo, una breve sosta, dopo torneremo ai quotidiani sempre con Emanuela Corsi per stavolta le notizie nazionali e anche quelle internazionali. E allora
Allora, vediamo il traffico, prima di andare di nuovo in rassegna stampa con Emanuela Corsi, il traffico sulla circonvallazione di Catania. Le immagini ci mostrano dunque la situazione che come ogni mattina intorno a quest'ora registra dei flussi di traffico piuttosto intensi e in direzione Ognina, quindi in direzione est, ma anche in direzione ovest, per intenderci, direzione Mister Bianco Policlinico. Questa è la situazione sulla circonvallazione di Catania. Adesso andiamo da Emanuela Corsi per i quotidiani nazionali, prime pagine, anche approfondimenti sulle notizie più importanti, non solo italiane ma anche internazionali. Sì, c'è tanta roba oggi, ma sicuramente in primo piano il tema della casa, ancora le parole del ministro Giorgetti che insomma scatenano polemiche e dividono soprattutto il governo. Andiamo a vedere appunto il Corriere della Sera. Casa e tasse, sale la tensione. Meloni dice non alzeremo le imposte. Giorgetti a Tajani dice invece deragliamento populista, gli alleati divisi su superbonus e valori catastali. La Premier respinge le accuse sul fisco, la Schlein che attacca perché tra gli obiettivi di Giorgetti, del ministro dell'economia, c'è il catasto innanzitutto, quindi un aumento degli estimi catastali delle case, soprattutto quali case? Quelle che sono state riqualificate, che sono state ristrutturate con il super bonus e che quindi hanno acquistato valore. Questo in che cosa si traduce? Naturalmente in tasse più alte, soprattutto se stiamo parlando di seconde case, quindi che avranno una rendita catastale superiore. Ovviamente è scoppiata la polemica, la Meloni direttamente è scesa in campo in maniera molto diretta, come fa spesso il nostro Presidente del Consiglio, e con un video pubblicato sui social ci ha tenuto a spiegare che non ci saranno appunto degli aumenti, non ci saranno queste tasse in più per gli italiani. Di contro poi Schlein in Parlamento ha detto: la Meloni ci spieghi allora perché aumenteranno le accise sul gasolio. Insomma, questo per sintetizzare più o meno quello che sta accadendo per quanto riguarda la nostra politica interna. Andiamo a vedere invece all'estero. La guerra in Medio Oriente, Netanyahu, Biden, vertice per telefono, e poi il piano per l'Iran, ipotesi raid sui siti militari. E poi spunta un dossier segreto della NATO. Più armi e soldati. Per la difesa dei confini la NATO chiede ai Paesi membri di portare a 131 entro il 2031 le attuali 82 brigate pronte a combattere e ora considerate insufficienti. Un aumento di 49 unità da 5.000 soldati ciascuna per una totale di almeno 150.000 effettivi in più. E poi vediamo queste immagini di devastazione che non sono legate alle guerre di cui parliamo ormai da mesi, anche da anni possiamo dire, se ci riferiamo a quella in Ucraina, ma ad una tempesta, ad un super uragano, addirittura si chiama Milton, paura e fuga dalla Florida. La Casa Bianca l'ha definita la tempesta del secolo. Il meteorologo in lacrime avanza verso la Florida negli Stati Uniti con raffiche di vento, pensa, fino a 265 km/h. Fa davvero paura l'uragano appunto Milton, classificato fino a forza 5, e sono in migliaia ad avere caricato le cose care in auto per poi mettersi in viaggio verso un luogo sicuro. 3.000 i voli cancellati perché chi resta rischia la vita. Questo è quello che Emanuele, c'è un aggiornamento, pare che sia stato declassato adesso a 2, quindi bene, diciamo bene, che forse avrà scaricato una parte della sua energia.
perché gli Stati Uniti sono veramente in allarme per quanto stava accadendo. Andiamo a vedere Avvenire invece con questo titolo: spacca Europa perché polemiche, insomma è una seduta in Parlamento piuttosto accesa. Orban a Strasburgo. Orban, ricordiamo che da pochi giorni è il presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, critica le scelte politiche e ignora l'Ucraina. Abbiamo già perso, ha detto, duello con von der Leyen, appoggia l'invasore. E poi Zelensky oggi andrà da Meloni, poi dalla Papa. Ma dicevamo lo scontro all'Europarlamento sull'intervento del premier ungherese, appunto presidente di turno dell'Unione Europea. E poi vediamo sul Libero, anche qui si parla di questo scontro che è avvenuto ieri. Tra l'altro un confronto acceso è avvenuto con la nostra europarlamentare Ilaria Salis. Crisi isterica dalla sinistra perché Orban osa parlare. Inizia il semestre ungherese nell'Unione Europea, scontro appunto all'Europarlamento. Il resto del Carlino, che ha scelto anche un titolo abbastanza simpatico, botte da Orban, ogni tanto insomma i giornali si divertono anche con questi titoli. Al Parlamento, e la sinistra canta invece bella ciao. Restiamo su questa pagina, sul resto del Carlino, appunto le tasse sulla casa, anche qui l'apertura, si allarga lo scontro, cantiere manovra, Meloni rassicura, nessun aumento, non chiederemo sacrifici agli italiani, ma Schlein attacca e dice la Premier mente. La proposta di Giorgetti appunto di alzare i valori catastali a chi ha usato i bonus spacca la maggioranza. La Lega nega i rincari, Forza Italia fa muro. E poi a Prato scioperi e assalto squadrista, vediamo la fotonotizia, spedizione punitiva contro un picchetto fuori da un'azienda cinese. Gli aggressori sono italiani, la prossima volta spariamo. Questo è quello che è accaduto nel Pratese. Per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente, Netanyahu che vede Biden, Sinwar, ricordiamo leader di Hamas, ordina ad Hamas attentati con kamikaze. E poi una storia drammatica che arriva da Caserta, è l'ultimo caso di femminicidio. Una donna di 25 anni è stata strangolata dal marito davanti ai bambini. Pensate che è stato proprio uno dei piccoli a dare l'allarme agli altri, ai parenti, con una videochiamata mentre c'era ancora il corpo della mamma morto in casa. Il Sole 24 Ore, catasto, superbonus e case fantasma, ecco il piano del fisco per i controlli, lettere ai proprietari per spingere ad adeguarsi, poi rivalutazione d'ufficio. Questo per quanto riguarda, dicevamo, i valori catastali, quando diventa necessario rideterminare le rendite e le prime stime sugli effetti. La Stampa. Tasse sulla casa, governo in tilt. È un po' l'apertura di tutti i quotidiani di oggi. Meloni e Forza Italia stoppano Giorgetti, nessuna imposta aggiuntiva, Schlein mentono agli italiani, superbonus, 500.000 edifici saranno nel mirino, i valori catastali saliranno in media del 20% e, come dicevamo, ci saranno ricadute per IMU e Tari, per IMU nel caso appunto in cui questi immobili siano seconde case, non siano prime case, e quindi chiaramente ci saranno delle imposte più alte. Poi oggi è la giornata della salute mentale e vediamo due personaggi, due protagonisti. Uno è Achille Lauro, l'altra è Tania Cagnotto, entrambi famosi per aspetti diversi. Uno un cantante famoso, l'altra invece una nuotatrice, divorati dall'ansia, tuffatrice, non nuotatrice. Ogni tanto Angelo mi ricorda giustamente. E poi vediamo il Messaggero, Meloni, non alzeremo le tasse, ma poi vi faccio vedere invece questa fotonotizia perché si parla della famosa serie televisiva Emily in Paris, che però sarà Emily in Rome, e adesso Macron è geloso. L'Elysée
Eliseo dice torni da noi, il sindaco della capitale invece risponde al cuore non si comanda. E qui vediamo Eugenio Franceschini e Lily Collins, la protagonista di questa fortunata serie televisiva, in un ciak a Roma. Nel tondo invece Macron, che ci è rimasto male per questo trasferimento. E poi vediamo la Repubblica di oggi, la battaglia delle tasse. L'ira di Meloni dopo l'annuncio di Giorgetti sulla revisione catastale, basta sacrifici, Forza Italia, la casa non si tocca, e Schlein attacca sull'aumento delle accise, la Premier mente al Paese. Sanità, le Regioni Unite protestano invece per i tagli. E sempre nel sommario, stretta sulle intercettazioni, sì del Senato, e questa è la novità, che Renzi vota con la destra proprio sul tema delle intercettazioni, che è un tema tanto caro appunto al governo Meloni. Grazie allora Emanuela, adesso noi ci fermiamo ancora, stavolta per il meteo e poi il primo degli ospiti della nostra mattinata. Buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Fabio D'Aleo di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì un'altra perturbazione attraverserà l'Italia, coinvolgendo soprattutto il nord e i versanti tirrenici, con un altro carico di pioggia. Al sud il contesto rimarrà per lo più soleggiato invece, con clima asciutto sulla Sicilia. Questo anche per effetto delle correnti di scirocco e libeccio che alimentano questa perturbazione che transita al nord e che porta le temperature a salire, in particolare al sud e sulla Sicilia avremo anche punte vicine ai 30, se non 32-33 gradi verso il Palermitano e sul comparto ionico. La tendenza poi per la giornata successiva, quindi in vista di venerdì, vede ancora un contesto per lo più stabile e soleggiato su tutta l'isola, con un'altra giornata all'insegna del sole e temperature sempre molto miti, un clima ancora quasi estivo sulla regione, con valori massimi attesi ancora una volta a tratti superiori ai 30 gradi. Ma per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor, potrei dirvi che ricomincia Isola Verde, potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico, è perché ve l'ho già detto, vi aspetto. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Bentornati a Buongiorno Sicilia, il primo dei nostri ospiti in studio con noi, il professore Martino Ruggeri della clinica pediatrica dell'Università di Catania. Buongiorno professore, ben trovato. Stamattina parliamo di una malattia che è rarissima, direi, che è la progeria, che noi abbiamo conosciuto grazie al coraggio di Sammy Basso, che diciamo in Italia è stato il simbolo che ha combattuto la malattia. È scomparso qualche giorno fa, doveva compiere 29 anni, diciamo che rispetto all'aspettativa di vita previsto forse è andato molto oltre, però cerchiamo di capire che cos'è questa malattia che nel mondo si registra raramente, un caso su 20.000 nascite, giusto? È veramente rara, questa è la cosa... 20 milioni? Ogni 20 milioni. Sì, infatti no, è una cosa che è veramente rara e sono poche decine che se ne conoscono in questo momento di ragazzi, perché sono ragazzi alla fine di tutto, anche se appunto hanno questa senescenza precoce che l'hanno in questo momento. È molto rara, è dovuta a una piccola alterazione purtroppo di un gene che è molto ma molto importante, perché produce una proteina che si chiama lamina, questi sono i nomi che noi diamo, che è dentro la struttura e praticamente regola bene la struttura del nucleo delle cellule. Il nucleo è dove sta il DNA, quindi sta tutto il nostro materiale col quale noi regoliamo tutta la funzione della cellula. Questa piccola proteina alterata che cosa comporta? Che il nucleo non funziona bene,
bene, non ripara i suoi danni e i suoi difetti. Stiamo vedendo una foto di Semibasso in questo momento. Perfetto, e quindi che cosa succede? Che le cellule fanno quello che normalmente fanno quando non funzionano bene o sono rovinate, cioè invecchiano precocemente e vengono purtroppo eliminate dall'organismo. Questo processo di invecchiamento, che appunto è dovuto al fatto di non fare il mestiere che noi dovremmo fare per tutto l'arco della nostra vita, comporta che i tessuti, soprattutto quelli a replicazione molto veloce, che quindi hanno necessità di un funzionamento agile e molto buono, a poco fanno quello che succede nella vita normale di una persona, però con la lunga età. Noi abbiamo un'età, tutti ci speriamo, di 120 anni è quella massima per una, però certo 80-90 anni sono, diciamo, numeri raggiunti da molte persone. Ecco, questi ragazzi purtroppo accelerano moltissimo questo processo. Allora, abbiamo capito che è un problema genetico proprio, sì, alla base. A che punto è la ricerca? Non c'è oggi una cura, però si continua ogni giorno a studiare. Sì, allora, non c'è una cura, è vero, ci sono alcuni farmaci, cioè dei farmaci cosiddetti biologici, cioè dei farmaci che si inseriscono nel circuito del quale io ho un po' accennato, delle proteine che dovrebbero mantenere la struttura del nucleo e quindi del DNA, eccetera. Ci sono alcuni farmaci che interferiscono positivamente ripristinando queste funzioni, ma allo stesso tempo si sta andando molto avanti, non in questa in particolare, ma ci si arriverà con la terapia genica, cioè col potere inserire dentro il DNA che è malato, diciamo, che ha quel pezzettino che non funziona, il gene funzionante, o inserire il gene funzionante all'interno della cellula in un piccolo apparato che si chiama episoma. Questa è una cosa che tecnicamente che esiste in questo momento in diverse malattie che noi curiamo. Nella stessa clinica pediatrica ci prepariamo, se l'assessorato darà il suo sta bene, se l'azienda policlinico darà il suo sta bene, ci stiamo preparando alla terapia genica con somministrazione intratecale assieme al professore Barbagallo, che è il neurochirurgo. Insomma, nuove frontiere, sì, nuovi approcci, però è chiaro che chi si trova di fronte a questo tipo di patologia, questa malattia che è rarissima ma è altrettanto grave, cioè sì, è gravissima, perché non consente, come diceva prima lei, che una persona possa svolgere la sua vita, non solo la sua vita normale, ma la sua durata viene assolutamente limitata. E 14 anni, diciamo, l'aspettativa di vita. Semibasso è arrivato a 29, quindi ha quasi raddoppiato, anzi l'ha raddoppiato certamente, però ci si può accorgere, ci si rende conto che sta insorgendo, che è in atto questa malattia, in età credo proprio nella primissima età. Sì, è vero, ha detto correttamente, il fondamento appunto che, come lei ha ben detto e come dobbiamo sottolineare, è rarissima. Questo per la serenità, perché se no naturalmente tutti coloro che attendono un bimbo, hanno un bimbo, avrebbero le giuste preoccupazioni, però è vero, come ha detto lei, esistono delle piccole cose che si possono intercettare nelle primissime fasi della vita dei bambini. Primissime significa proprio alla nascita, addirittura già in utero, perché sono bimbi che hanno comunque nascono un poco prima, però siccome sono cose molto comuni queste, bisogna risottolineare che è molto rara. Ciò nonostante, come avevo detto prima, gli organi che hanno una necessità di un'accelerazione, cioè di un turnover molto frequente e molto veloce, come la pelle, come i capelli, come il grasso sottocutaneo, sono i primi ad essere interessati, e quindi si vede una sorta che è quello che poi è stato visto e che ha permesso anche al povero Sammy di poter essere intercettato, è quello di avere un precoce invecchiamento di alcuni vasi e quindi un reticolo venoso sulla pelle, oppure la pelle diventa un po' più dura o può diventare meno elastica o un po' più sottile. Chiaro che andando avanti
avanti. Ma tutto questo quando si avverte? Questo quando è subito, ha un occhio attento, come è stato quello dei medici che hanno fatto la diagnosi ai tempi in cui lui aveva appunto poche settimane, pochi mesi, e all'inizio. Poi il bambino purtroppo tende a non crescere, cosa che naturalmente è abbastanza comune nella popolazione generale per moltissime altre cause, quindi non bisogna creare allarme, però i bravi pediatri, i bravi medici, questo le posso assicurare che lo sanno intercettare molto bene. Ciò che invece causa tutto ciò che lui ha avuto è il fatto che c'è una senescenza precoce, come avviene nell'adulto molto avanti, dei vasi del sangue, quindi le arterie sostanzialmente, che hanno una minore elasticità nel tempo, aumenta la componente di aterosclerosi che tutti noi conosciamo, e quindi si hanno le malattie che generalmente sono confinate veramente all'età adulta, quindi arriva un minore afflusso di sangue agli organi e si rischiano patologie come l'infarto, l'ictus, che nelle età un po' più grandi sono contemplate, ma chiaramente non in un ragazzo, non in un ragazzino. Ecco quali sono. Diciamo come si possono intercettare i sintomi e i segnali. Sì. Una discussione, un dibattito è aperto sulla ereditarietà di questa malattia. Cerchiamo di capire e spiegare magari chi ci sta ascoltando. Per la serenità di chi ci sta ascoltando, esistono malattie genetiche, non le possiamo evitare. Tutti noi, come dire, abbiamo un rischio dall'1 al 3% quando nasciamo di poter avere queste cose qua. Questa è una forma che ha un'ereditarietà che dovrebbe essere dominante, cioè dovrebbe essere da generazione in generazione. Non sono i genitori che sono portatori di questo, ma è una nuova mutazione che avviene nel bimbo. È chiaro che se il bimbo cresce, si può riprodurre, potrebbe ereditarla alla generazione successiva, ma abbiamo visto purtroppo che la limitazione nell'età comporta anche una limitazione a poter fare una prole. È molto rara perché appunto è una nuova mutazione che deve avvenire in un gene che produce una proteina assai importante. Il nostro organismo qui si protegge, le proteine molto importanti con i geni che sono strutturali di vita, cioè sono proteine che sono geni che mutano molto ma molto raramente. Questo è il motivo per il quale ce ne sono così pochi nel mondo. Quindi il messaggio qual è? Che non si è portatori di questa cosa, si può essere affetti da questa cosa ed eventualmente poterla passare alla generazione, ma come si è detto ci sono delle limitazioni che sono le limitazioni appunto all'età che è molto bassa in questo momento. Lui è arrivato con sua grande, è stato veramente resistente perché la natura gli ha dato anche la possibilità, è stata una variazione per la quale ha potuto farlo, però in genere appunto l'età è all'incirca intorno ai 20 anni e quindi ecco la difficoltà nel poterlo passare alle generazioni successive. Spero, esatto. No, professore, prima di chiudere, prima di salutarci, torniamo al discorso iniziale o quasi, cioè alle speranze che arrivano dagli studi, dalla scienza, dalla ricerca, che ha fatto passi incredibili e che continua a fare passi da gigante ogni giorno, in ogni momento della nostra vita. Si tratta di una malattia genetica, quindi gli studi sono molto delicati, sono particolari, però è chiaro che l'uomo che ha questa grande capacità e anche tenacia, no? Sì. Punta a sconfiggere anche questa, come le altre malattie genetiche. Proprio in questa esiste, come ho detto, un farmaco che esiste in questo momento, è commerciabile, cioè chiaramente è commerciabile nelle strutture ospedaliere e quindi è un farmaco che però può essere dato a questi pochi ragazzi, ma anche a quelli che hanno delle forme simili, che è un farmaco biologico, quindi che ripristina biologicamente, quindi non è un chemioterapico, è un farmaco che ripristina biologicamente la funzione perduta, però è chiaro non funzionano interamente. L'idea è quello che la scienza sta facendo, ma fa realmente, è quello di prendere i pezzettini di DNA che sono alterati o sostituiti
sostituirli, come dicevo prima, o metterli lì accanto funzionanti, e questa è una realtà. L'atrofia muscolare spinale, ma anche alcune forme di talassemia, le ripeto, quello che dicevo che è una forma metabolica che noi ci prepariamo a trattare, sarà, se ci riusciamo, la prima bimba nel mondo che riceve questa cosa dallo screening neonatale a 16 mesi, anzi a 18 la riceverà. Significa mettere ciò che non funziona, che è stato creato dal punto di vista ingegneristico in laboratorio, dentro una persona, e cambiargli la vita, perché tutti questi bambini ragazzi che subiscono la terapia genica, funzionando le cose bene come devono funzionare, hanno una vita normale. Insomma, grande speranza dalla ricerca, dagli studi, dalla sperimentazione quotidiana che insomma, dai ricercatori ci arrivano. Grazie al professore Martino Ruggeri della Clinica Pediatrica dell'Università di Catania. In bocca al lupo per tutto quello che fate, per la vostra attività quotidiana, ma anche per quello che ci diceva, insomma, queste sperimentazioni e questi tentativi di ridare una vita normale a chi magari non potrebbe averla senza questi risultati che arrivano dalla ricerca. Grazie ancora, professore. Grazie a voi. Grazie. Ci fermiamo appena qualche momento, torniamo fra non molto con un altro ospite qui a Buongiorno Sicilia. Bentrovati ancora a Buongiorno Sicilia, con noi in studio adesso c'è Alessandro Fangano, presidente del comitato provinciale di Unicef Catania. Grazie per l'invito, Grazie a lei per essere con noi. E l'Unicef rappresenta nell'immaginario di tutti noi la massima autorità, no? Per la protezione dei bambini, perché l'Unicef è una diretta discendenza dell'ONU, e l'ONU sono le Nazioni Unite, quindi immaginiamo che tutti i bambini del mondo, del nostro pianeta, possono stare sotto la vostra ala. Non sempre è facile, non sempre è realizzabile, in alcuni casi, in alcune circostanze, come le vicende recenti delle guerre, non solo chiaramente in Medio Oriente, ma anche tra Ucraina e Russia, anche lì ci sono tanti bambini che soffrono, e dove c'è questo tipo di tensione, queste guerre, questa distruzione, i bambini soffrono di più, sono quelli che sono, diciamo, i più fragili, che avvertono quello che succede accanto a loro in maniera forse più forte. Esatto, io credo che sia necessario un po' partire dalla nostra storia. Il Fondo delle Nazioni Unite per le emergenze sull'infanzia è nato nel dopoguerra, della Seconda Guerra Mondiale, perché si pensava che aiutare i bambini, soprattutto europei, potesse in qualche modo dare una nuova svolta alla rinascita dell'Occidente, soprattutto europeo in quel periodo. L'attenzione era in quella parte del mondo, per cui doveva essere un servizio di emergenza delle Nazioni Unite. Poi si è capito che purtroppo l'emergenza dei bambini non poteva terminare aiutando i bambini europei in quel periodo, anche italiani, anche siciliani. Tanti nostri nonni e bisnonni hanno bevuto il latte dell'Unicef. Successivamente purtroppo c'è stata la necessità di far diventare stabile il supporto dell'Unicef per bambini e adolescenti del mondo. Ma noi immaginavamo, dal punto di vista della crescita dell'attenzione per i bambini, che ha portato ad esempio nell'89 alla Carta dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che a un certo punto la necessità di tutelare in un modo speciale i bambini potesse finire. Cioè, il nostro sogno è che non ci sia più bisogno dell'Unicef. Il paradosso è che c'è più bisogno oggi che allora probabilmente, perché abbiamo parlato delle guerre, ma ci sono i cambiamenti climatici. Il Bangladesh pochi giorni fa, ad Haiti c'è una situazione drammatica ormai da anni, il vaiolo delle scimmie in Congo che si sta diffondendo in larghe parti dell'Africa. E allora la tutela dei bambini deve diventare prioritaria. Nella situazione che è più sui giornali, nelle TV, che è quella di Gaza, e purtroppo aggiungiamo anche il Libano recentemente, lì sono numeri che non hanno precedenti. Dei 42.000 morti di cui si parla in questi giorni, 14.000 sono bambini. È un numero impressionante. I bambini non possono essere un target, cioè l'esercito israeliano non può immaginare di bombardare una delle aree al mondo più densamente popolata, anche perché è molto ristretto. Quello, cioè Gaza ha la striscia è più o meno il doppio dell'estensione urbana di Catania, ma è densamente popolata come se fosse New York ed è piena di bambini, non può intervenire lì.
e distruggi ospedali, scuole, infrastrutture. 60% delle case non esiste più. I bambini vivono in situazioni drammatiche. Noi parliamo dei bambini, ma in generale è la popolazione. Certo. Avere, diceva un nostro collaboratore lì, il mal di denti è diventato un dramma. Non parliamo delle cure oncologiche, delle altre malattie. Nascere è troppo pericoloso lì. Per cui il nostro intervento serve a questo, ed è stato anche difficile nei primi mesi. Ma voi come operate lì? Perché certamente le condizioni, come c'è un bombardamento per la popolazione locale, bombardamento vale anche per noi. Vale anche per chi opera e dà una mano, cerca di portare aiuto, Croce Rossa da una parte, Unicef dall'altra, è una situazione davvero difficile. La ringrazio se non molto impossibile. Per la domanda. Io sono anche giornalista, sono morti anche quasi 200 giornalisti per raccontare quello che succedeva. Gli operatori umanitari nei primi mesi, quando più o meno ogni giorno un bambino o moriva, ogni ora un bambino o moriva o veniva amputato, non potevano neanche accedere perché Israele aveva chiuso gli accessi. Noi avevamo i beni acquistati grazie alle donazioni di aziende e privati cittadini pronti ad arrivare lì ed erano fermi ai valichi perché non potevano accedere. Non si poteva transitare, non si poteva arrivare. Hanno chiuso i valichi, non si poteva neanche accedere. Quindi quello che ormai è un fair play anche nelle guerre, cioè che almeno gli aiuti umanitari si fanno entrare. È stato sospeso anche questo, quindi oltre a sospendere una cosa che sembrava ormai una prassi, non bombardare per esempio gli ospedali, lì venivano bombardati, non bombardare le scuole, lì venivano bombardati. Consentire l'accesso agli aiuti umanitari, lì veniva bloccato anche quello. Sapevamo che c'erano gli ospedali in carenza di benzina per far funzionare i generatori, perché non c'è più neanche l'energia elettrica, e la benzina era ferma al valico e i bambini morivano perché non poteva accedere il camion con la benzina, non avevano acqua. Allora io le faccio un'altra domanda adesso. Questi bambini, a parte quello che è la ferita fisica che purtroppo, ahimè, riportano durante questi bombardamenti, poi hanno anche altre ferite. Sono delle ferite ancora più profonde forse in alcuni casi rispetto a quello che può essere magari un braccio ferito, una gamba, un piede. Sono ferite che si portano dentro per tutta la vita. Ne parliamo oggi, appunto, che è la giornata dedicata ai problemi di natura psicologica. Crescere in un posto insicuro come Gaza, ma anche come territorio israeliano, in cui Hamas ovviamente minaccia quotidianamente la vita. Non è che noi ci occupiamo dei bambini di Gaza e non ci importa dei bambini israeliani. Sappiamo che ci sono 2 bambini, per esempio, da un anno rapite da Hamas e non sappiamo qual è la loro sorte. Quindi a noi interessano i bambini, non ci interessa di quale parte siano. E crescere in questa situazione è veramente drammatico e ci allarghiamo, non è solo un problema di Gaza. Pensiamo ai bambini dell'Ucraina, da 2 anni e mezzo e ci avviciniamo al 3° anno, crescono in un mondo in cui non sanno se l'indomani ci sarà ancora la scuola o sarà una voragine per una bomba, non sanno se si possono continuare a curare, le scuole sono distrutte in larga parte di questi paesi, quindi crescere in questa situazione è veramente difficile. Ma io allargherei il discorso anche all'Occidente in cui noi viviamo, quello che sembra un po' più sereno e tranquillo, perché i dati sono veramente drammatici. In Europa, la nostra ricca e bella Europa, un bambino su 7, un adolescente su 7 ha problemi di ansia, ha problemi che dovrebbero prevedere un supporto psicologico, non lo possiamo dimenticare. Non dimentichiamo che la seconda causa di morte in Europa sono i suicidi. Possiamo accettare ancora che sia questo? Che non ci sia un movimento di riscoperta del valore dello stare insieme, del volontariato, che dia ai giovani la speranza di poter aspirare a qualcosa di più, a capire che la vita è un dono, qualsiasi sia il credo religioso, ma che vada portato avanti fino alla fine. Se i giovani perdono la speranza, non c'è il futuro, ma non c'è neanche il presente. Presidente, lei ha parlato anche di Europa. Le faccio una domanda per quello che riguarda la nostra terra, la Sicilia, le città della nostra regione. Qual è la fotografia che viene fuori per i bambini?
Io sono sempre ottimista, sono un volontario UNICEF da 22 anni, ho scelto l'UNICEF perché mi dava la possibilità di intervenire concretamente, sia raccogliendo fondi per i paesi in stato di guerra o in crisi, ma anche di fare attività di sensibilizzazione, advocacy nel mio territorio, di collaborare con le associazioni che operano qui, con le scuole. E devo dire che frequentando molto le scuole, le associazioni, io trovo che i nostri ragazzi siano ragazzi pronti a fare un salto di qualità. Non esistono bambini cattivi, non esistono ragazzi cattivi, esistono ragazzi che non hanno avuto opportunità di scoprire qual è il loro talento, che non sono valorizzati. E allora noi abbiamo situazioni gravi, Catania ha tante periferie anche in centro, ma io credo che ci siano le possibilità di operare bene per far rinascere, ma partendo da loro. Come lo possiamo fare? Ascoltandoli. Fra i diritti sanciti dalla Carta dei diritti del bambino e dell'adolescente, uno dei diritti meno tenuti in considerazione è proprio quello dell'ascolto. Se noi li ascoltassimo di più, sapremmo di più su quali bisogna operare. Quindi torniamo ad ascoltare, lo dico alla politica. Aggiungo una cosa proprio su Catania. Il Comune ha fatto un bando per un garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 8 mesi fa. Abbiamo scoperto pochi giorni fa dal sindaco che non può essere nominato questo garante perché manca un regolamento che deve passare dal Consiglio Comunale. Mi appello ai consiglieri affinché facciano in fretta, perché anche Catania merita un garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Grazie ad Alessandro Fangano, presidente del comitato provinciale di UNICEF Catania. Grazie e buon lavoro per quello che fate ogni giorno, non solo qui nella nostra terra, ma in tutto il mondo come UNICEF. Grazie mille, grazie a voi per lo spazio che ci avete concesso. Grazie ancora, ci fermiamo, breve sosta, fra poco parleremo di un altro tema, quello dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Eccoci a Buongiorno Sicilia e diamo il benvenuto ad Annalisa Schillaci, che è il presidente dell'Associazione Ultreia di Pedara. Buongiorno. Buongiorno a voi. Parliamo di beni confiscati alla criminalità organizzata, alla mafia in particolare. La vostra associazione qualche giorno fa ha ottenuto e quindi avrà in gestione una proprietà che è stata prima sequestrata, poi confiscata, adesso regalata alla comunità perché si possano fare delle attività che non hanno niente a che vedere con l'illegalità. E allora ci racconta questo percorso? Sì, assolutamente. Più che qualche giorno fa abbiamo formalizzato la restituzione alla società. I beni confiscati constano di 3 appartamenti e 2 box che erano stati confiscati definitivamente alla famiglia Laudani. Stiamo vedendo delle immagini. Sì, esatto, il taglio del nastro alla presenza del prefetto e di altre autorità. Del sindaco. Questi beni erano stati confiscati nel 2009. Il lungo iter giudiziario li ha portati alla restituzione e all'assegnazione attraverso un bando pubblico dell'Agenzia Nazionale che si occupa della gestione dei beni confiscati, un bando pubblico nel 2020. Tra il 2020 e il 2023, anno in cui sono stati effettivamente consegnati, c'è stata la selezione dei vari progetti. Diciamo che non è facile rimettere, diciamo, nella disponibilità della società della società sana, questi beni. No, infatti ritengo che ci sia un gap tra quello che la norma prevede, che è bellissimo, che è restituire alla collettività il frutto del malaffare, e quando effettivamente questo avviene. Nel momento però in cui i beni vengono assegnati agli enti del terzo settore piuttosto che ad alcuni enti privati più bravi, passa invece poco tempo. Tant'è vero che nel giugno del 2023 ci sono stati consegnati le chiavi di questi immobili. 2 giorni fa li abbiamo inaugurati per farci un centro polifunzionale per attività sociali, culturali e di protezione civile. Di protezione civile perché la struttura in tempo di quiete
promuoverà le buone pratiche di protezione civile. Questa è proprio la settimana della protezione civile e abbiamo voluto che l'inaugurazione venisse proprio in questa settimana per significare la vicinanza degli enti che sono stati coinvolti nell'assegnazione e il sistema della protezione civile. Per cui in emergenza tutta la struttura sarà una struttura di coordinamento grazie al coordinamento del Comitato Provinciale delle Misericordie, che è uno della provincia di Catania, che è uno degli enti che ha partecipato al bando in ATS con Ultreia Pedara, Misericordia Pedara e l'Associazione di Promozione Sociale Oratorio Salesiano di Pedara. Presidente, alla consegna erano presenti molte persone, autorità, diceva lei, voi avete distribuito anche dei gadget che adesso con il favore, con chiaramente la nostra telecamera facciamo anche vedere se riusciamo. Questo è uno dei gadget, sono delle agende che riportano poi sopra delle scritte piuttosto forti. Questa è una, ce n'è un'altra che facciamo adesso rivedere anche. Paura di avere coraggio, questa, tra l'altro la mafia è una montagna di puntini, diciamo, magari a quest'ora non è bene ripetere, però il concetto è chiaro, il concetto è forte, bisogna capire che bisogna stare lontanissimi da tutto quello, intanto che è illegalità, ma soprattutto dalla mafia, dalla criminalità organizzata. Basta poco, basta creare dei luoghi di incontro per i giovani, perché sono loro che devono comprendere qual è il modus operandi della società civile e della cittadinanza attiva. Basta creare dei luoghi dove i ragazzi possono confrontarsi in un ambiente sano, in un ambiente stimolante, in un ambiente anche protetto, all'interno della quale troveranno anche dei volontari, anche del servizio civile universale, pronti a guidarli nei vari aspetti della vita quotidiana, sia scolastica sia anche ludico-ricreativa. Ma anche nelle loro scelte. Assolutamente, perché noi cerchiamo di orientare per quanto possibile, grazie a collaborazioni con istituzioni pubbliche e private come ad esempio i centri per l'impiego, orientarli anche nelle scelte future che possono essere quelli dell'università, piuttosto che del lavoro, piuttosto che delle soddisfazioni personali. Tant'è vero che in una degli ambienti di questi beni confiscati ci sarà una biblioteca a tema il viaggio. Riteniamo che viaggiare, confrontarsi con diverse culture, confrontarsi con altre persone possa aprire la mente e dimostrare quanto effettivamente di bello ci sia nel mondo e quanto bisogna stare lontano da quel puzzo, come diceva Borsellino, che è la mafia. E poi c'è anche un museo della legalità. Noi abbiamo intravisto prima delle immagini, qualcosina, però anche quello è importante. E il museo della legalità era un'attività non prevista nel progetto con cui abbiamo richiesto l'assegnazione dei beni. È stato un flash, un lampo che tra volontari è nato e abbiamo pensato di onorare la memoria di quanti sono stati uccisi per diversi motivi dalla mafia, ma anche di ricordarci che siamo noi oggi nel presente che dobbiamo far camminare nelle nostre gambe le idee delle persone che sono state uccise dalla mafia. Ecco perché ci saranno una prima installazione fatta da pareti di una stanza che è la stanza destinata all'aula studio, un luogo dove si studia, si contempla. Ci sono da una parte delle foto in bianco e nero con cornici colorate, dall'altra di persone morte per mafia, dall'altra parte immagini di volontari e di studenti, ma a significare che c'è una continuità tra il passato e il presente che diventerà futuro, che dovrà sicuramente essere quello di cittadinanza attiva. E poi c'è un tocco in rosa. C'è una caratteristica, no? Per mettere in risalto anche quello che è il ruolo delle donne. Beh, diciamo con una buona dose di autocelebrazione abbiamo voluto, e sono stata felice che questa mia idea sia stata sposata dagli altri enti, abbiamo voluto che il taglio del nastro fosse tutto in rosa, per cui abbiamo invitato a tagliare il nastro il prefetto, c'era presente anche una dirigente dell'Ufficio Servizio Civile Universale Silvia Losco, così come c'era anche una rappresentante dell'Agenzia dei Beni Confiscati, la dottoressa Cosentino, che è il responsabile della sede di Reggio Calabria. E in questa struttura quanti volontari operano? Quanti ragazzi pensate di poter accogliere anche? Sempre meno di quello che vorremmo. Come volontari in questo momento ci sono 6 giovani del servizio civile universale afferenti al Comitato Provinciale delle Misericordie e ad Ultreia Pedara. I volontari che gravitano attorno alle 2 più grosse associazioni sono più o meno 15, ma speriamo di aggregare giovani che possono, anche giovani universitari che possono aiutarci ad intervenire nelle
attività previste dal progetto come quelle del supporto scolastico. Bene, quello è importante, anche il supporto scolastico per magari chi ha difficoltà a poter proseguire, non solo proseguire gli studi dopo, ma a farlo durante l'anno, perché molti ragazzi giovanissimi, scuole elementari, scuole medie, si ritrovano poi magari a perdersi e hanno delle difficoltà. Allora il vostro lavoro è prezioso anche da questo punto di vista. Devo ringraziare Annalisa Schillaci, che è il presidente dell'associazione Utrea di Pedara. Buon lavoro, in bocca al lupo per questa sfida, perché è una vera e propria sfida che lanciate anche alla società civile, perché l'associazionismo può dare tanto, può stimolare anche le istituzioni, può stimolare anche la politica, diciamolo, in maniera forte. Se magari si sbrigassero ad assegnare i beni confiscati piuttosto che farli marcire e renderli inutilizzabili, come ad esempio nel caso dei beni mobili, ci sono autovetture ferme da 6-7 anni in attesa di essere assegnate agli enti del terzo settore che ne fanno richiesta, ed è difficile poi rimetterle in marcia. Grazie ancora, Grazie buon lavoro, in voi. bocca al lupo. Ci godiamo adesso qualche pillola di almanacco e poi cambieremo decisamente pagina come ogni mattina, guarderemo le stelle, vedremo cosa ci promettono per la giornata di oggi assieme a Marco Amato. Oggi 10 ottobre è la giornata mondiale della salute mentale. Il World Mental Health Day è un'iniziativa che si celebra il 10 ottobre di ogni anno, istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale e riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Promuove tramite campagne e attività la consapevolezza e la difesa della salute mentale contro lo stigma sociale. Il tasso di persone colpite da disturbi mentali è aumentato a livello globale, ma è sempre più riscontrato che con le giuste strutture sociali e istituzionali la prevenzione dei disturbi mentali e il benessere di ogni cittadino del mondo è possibile. Ma in cosa vengono impiegati i laser? Il laser è una delle invenzioni più versatili dei tempi moderni. Vengono utilizzati nelle stampanti, durante gli interventi chirurgici al posto del bisturi, per misure di precisione in astronomia e in tantissimi altri ambiti. Sapete che il laser più potente del mondo fornisce per un millesimo di miliardesimo di secondo un raggio di 2 petawatt, quasi il consumo medio di elettricità di tutto il mondo. Bene, torniamo di nuovo insieme. Adesso andiamo da Marco Amato, come annunciato, che vedo già sul nostro monitor con una tazzina colorata, molto colorata, un arancione, un verde, sfumature, no? È un po' sfumato questo colore. Mi dicevi? Sì, è una raku ed è artigianale. La ceramica raku io la amo tantissimo proprio perché è una ceramica colta ad altissime temperature che crea delle crepature molto belle. Il colore e lo smalto sono dati a mano ed ha questa armonia molto romantica che a me piace molto. Ringrazio sempre gli artigiani palermitani da cui mi servo sempre per queste piccole meraviglie. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Buongiorno a te Marco, buon caffè. Allora, oggi vi narro di un dinamico duo, ma non mi riferisco agli storici per antonomasia Batman e Robin, bensì a Di Martino e a Colapesce. Ebbene, proprio Colapesce per adesso sta curando una colonna sonora importante, ovvero quella della serie TV Iddo. Una cosa molto importante, assolutamente, tra l'altro ha fatto delle dichiarazioni molto intelligenti che mi sono molto piaciute su tutto il concept della serie TV. Bravo Colapesce. In ogni caso ha annunciato appunto che c'è un attimo di separazione tra i due, ma che succede? Un sodalizio che viene meno? Assolutamente no, ma a volte appunto bisogna seguire delle strade artistiche un pochino più proprie anche in un duo affiatato come il loro. Un duo che è formato da un Vergine e un Sagittario, quindi un metodico assolutamente e un istintivo peraltro. La Vergine e il Sagittario sono due simboli zodiacali abbastanza differenti, ma cosa rappresentano? La Vergine rappresenta la techné,
la tecnica, la ricerca del particolare, ma i Sagittari, che sono anche il segno del viaggio e dell'esplorazione, hanno anche dalla loro la grande capacità dei Centauri, ovvero quella di essere ottimi strateghi, abilissimi in battaglia e di forgiare le armi. Quindi li rivedremo sicuramente insieme, dice l'astrologo, e peraltro con una sorpresa, una novità che credo da previsione ci faranno in primavera. Stiamo a vedere se l'astrologo ci azzecca anche qui. Allora, oggi vi narro delle stelle brevemente, perché la luna oggi è proprio antipatica, è una luna in Capricorno che si oppone a Marte, quadra al Sole, e beh, è una luna un po' statica e soprattutto mette in difficoltà i segni cardinali, ovvero quelli che sulle equinozi e solstizi aprono una stagione: Ariete, Bilancia, Cancro e Capricorno, per cui questi segni oggi sono un po' con la luna storta. Cosa fanno immediatamente i segni dopo, ovvero i fissi, quindi Acquario, Leone, Scorpione e Toro? I fissi da questa luna sono stimolati in senso emotivo, per cui chi si dà alla leggerezza come Acquario e Scorpione, chi invece mette un po' più in crisi come Leone e Toro le proprie certezze a livello emotivo, vogliono di più, mentre invece i primi due sono più soddisfatti. I segni mobili per ultimi, ovvero anche i segni doppi, per cui Pesci, Vergine, Sagittario, Gemelli. Loro sono un po' più adatti con questa luna a cercare il Sagittario delle sicurezze. I Pesci invece hanno un ottimo assist che viene tra l'altro da una promessa, un accordo che per ora stanno sviluppando. Un po' diversa la situazione per la Vergine, che finalmente trova delle certezze e un accordo per risolvere un problema, mentre invece i Gemelli tentano sempre di riconquistare un po' il loro equilibrio e la loro comunicativa in amore. Detto questo, con questa luna di oggi un po' difficile, auguro a tutti una splendida giornata. Buongiorno Sicilia. Grazie, grazie, speriamo che si raddrizzi questa luna con il passare delle ore. Adesso torniamo da Emanuela Corsi per le ultime dai quotidiani, qualcosa di più leggero. Sì, la pagina dello Spettacolo della Stampa oggi ci propone tra le tante cose anche questa bella intervista alla coppia Parodi-Caressa. Benedetta Parodi, giornalista, poi diventata famosa diciamo per i programmi televisivi legati al mondo del cibo, della cucina, e lui Fabio Caressa, che tu conosci benissimo, Angelo, chiaramente, grande giornalista sportivo. Loro hanno scritto un libro assieme che si chiama Calcio e Pepe. Il titolo è anche carino perché coniuga le due cose, appunto i due aspetti della famiglia. La ricetta della felicità, ecco, parlano di questa biografia a quattro mani, speriamo di essere un esempio positivo. Adesso vogliamo un reality ironico sulla nostra famiglia. Tra l'altro loro dicono non siamo due da mano nella mano, quindi parlando della loro coppia che va avanti da tanti anni. Siamo pratici, non sdolcinati, ma sentivamo l'esigenza di raccontare che è possibile amarsi anche in un'epoca che va a 1000 all'ora. Volevamo dare un filo di speranza a chi vuole sposarsi in un mondo in cui sentiamo continuamente di storie finite male. E poi velocemente esce anche un'altra opera, e in questo caso è firmata da Vasco Rossi. Finire una canzone è una specie di miracolo. Lui si racconta, dice: non sono un poeta, do solo musica alle parole. Il Blasco a Modena parla di questo suo libro con degli scarabocchi, lui li definisce così, che poi sono diventate le canzoni, i testi delle canzoni più celebri. Lui scarabocchiava delle parole e poi ci ha regalato canzoni meravigliose. Che meno male che scarabocchiava delle parole. Grazie. I miei scarabocchi non sono diventati niente, non sono i tuoi, ma quelli di Vasco Rossi sono diventati poesia. Grazie, grazie a te, Emanuela, per il tuo contributo con la lettura dei quotidiani. Noi siamo arrivati al termine. Il 10 ottobre oggi, nel 1963, ci lasciava Edith Piaf, usignolo della canzone, della musica francese, e il nostro Accadde oggi è proprio un omaggio alla sua memoria e alla sua grandezza. A domani.